Buonasera amici sportivi, dopo i dilettanti, i giovani come ogni martedì su Telemantova e oggi abbiamo la squadra più importante, è un dato di fatto, del calcio giovanile mantovano di questa stagione, la Berretti del Mantova, alla quale do il mio migliore benvenuto con un bel applauso, eccolo qua. Berretti che è prima in classifica, ne ha vinte 9 su 10, l'altra l'ha pareggiata per intenderci, quindi sta dominando la stagione fin qui. È una delle pagine più belle appunto del calcio giovanile che vi raccontiamo con l'allenatore della Berretti al quale do il benvenuto, Elia Pavesi. Benvenuto mister. Al suo fianco colui che li fa correre e corrono veramente tantissimo, li vedremo fra poco nelle immagini in Mantova-Brescia. Benvenuto Francesco Caprini, preparatore atletico. Mi fa anche applaudire tantissimo. Dunque, andiamo a vedere la partita, l'ultima, Mantova-Brescia. Sabato era un ennesimo test passato a pieni voti. Vediamo le immagini. Il Mantova di Elia Pavesi non conosce soste, la Berretti virgiliana si mette alle spalle, il turno di riposo ricomincia a marce spedite, il 3-1 sul Brescia vale la nona vittoria in 10 gare e fa volare i biancorossi a più 5 sul Sud Tirol, seconda in classifica. Guastalla e la doppietta di Gherardi a mettere le firme sul successo virgiliano, per le rondinelle il gol della bandiera di Bollini nel finale, sotto lo sguardo del direttore sportivo biancorosso Pasquale Sensibile. Il Mantova in campo dal primo minuto con Coffani, Pasquali, Sternieri, Leoni, Menini, Palvarini, Guastalla, Zammarini, Marangi, Vincenzi, Ghirardi. Il Brescia rispondeva con Barbieri, Madaluni, Gibelli, Arcuri, Buonocunto, Bruno, Clericò, Mercorillo, Ronchi, Ramadan, Arcuri. Dopo una buona partenza del Brescia, il Mantova alla prima occasione sa essere letale. È il minuto 16 quando Guastalla, inserendosi dalla destra, fredda il portiere biancazzurro. Le rondinelle reagiscono, clamorosa la traversa di Ronchi al 17esimo e poi 60 secondi più tardi Clericò si mangia il pareggio. L'11 di Pavesi sa reggere le pressioni e ripartire e da una nuova accelerazione di Ghirardi al 40esimo mette dentro il 2-0. La ripresa vede poi il Mantova gestire con autorità. Al 40esimo del secondo tempo arriverà addirittura il tris, ancora a firma Ghirardi. Il Brescia a 3 minuti dal 90esimo trova il gol della bandiera grazie al neoentrato Bollini. Il Mantova vola così a 28 punti, a più 5 sul Sud Tirol. Brescia fermo a 12, buono il pareggio del Castiglione di Rizzardi 1-1 sul campo del Real Vicenza. Vittoria direi nettamente meritata, giocata con grande intensità, una brillantezza fisica straordinaria direi anche e con ritmi di gioco molto elevati. Se serviva una risposta dopo la pausa e dopo un leggero flessione diciamo così fisica della squadra, oggi la risposta c'è stata nettamente. Rieccoci in studio. Prima di andare ad analizzare la partita chiedo alla regia di rimandare in onda la classifica per capire quali sono le dimensioni della stagione, fin qui siamo quasi a metà, della Berretti del Mantova. Eccola, 28 punti, prima in classifica, 9 vittorie e un pareggio su 10 partite giocate. C'è il Sud Tirol a 23 con quell'asterisco che sta a significare che 23 sono i punti sul campo. C'è poi in ballo un ricorso sulla partita Real Vicenza Sud Tirol che potrebbe e virtualmente potrà dare 2 punti in più al Sud Tirol. Comunque il Mantova è fin qui la squadra che ha più impressionato anche negli scontri tra virgolette diretti con le prime della classifica, ha sempre ben figurato, anzi benissimo. Quindi questi sono i numeri. Ora chiediamo qual è il segreto. Una partenza del genere, si vede una squadra in campo, per chi la vede insomma la prima volta, ma non solo, chi la rivede, è una squadra che sa quasi giocare a memoria. I gol che abbiamo visto al Brescia sono più o meno tutti di una certa natura, ripartenze veloci, cinismo davanti al portiere e bella corsa. Mister, complimenti intanto, e questo segreto da dove nasce? Segreti non ce ne sono, noi sicuramente quello che mettiamo sul campo è frutto del lavoro che svolgiamo ormai da un po' di tempo, ecco. Quindi siamo partiti molto presto, abbiamo messo parecchie energie nel lavoro che stiamo proponendo e devo dire che i ragazzi, ai quali va il grosso merito, ecco, di poi riuscire a tradurre sul campo quello che stiamo facendo,
insomma, penso che questo sia il risultato più bello anche per loro, insomma. C'è tanta applicazione dietro a queste cose qua, tanta applicazione, e si vede per come si riesce a ripetere risultati, schemi e veramente dinamicità in campo. Se il Brescia ha avuto nella prima parte di incontro il demerito di non riuscire a concretizzare, le abbiamo viste due clamorose occasioni, una bella e sfortunata, l'altra ovviamente un po' di colpa ce l'ha l'attaccante che a tu per tu con il portiere Cofani ha buttato il pallone fuori. Il Mantova dall'altra parte non ha mai sbagliato nulla nel momento decisivo. Questo si ripete da tempo, quindi oltre al lavoro c'è anche la qualità. Questo è fuori di dubbio. Io ai ragazzi lo ripeto spesso, che hanno tanta qualità, e quindi queste loro qualità tante volte sono sufficienti per portare a casa la partita. Non bisogna mai dimenticare che ci sono altri ingredienti, altre cose che vanno messe in campo e che loro fanno sì che le tue qualità poi possano emergere e possano portarti a un risultato. Un'altra cosa che mi viene da considerare è che sicuramente non si può, credo, pensare di dominare una partita dall'inizio alla fine. Sono poche le partite che puoi portare in mano dal primo minuto all'ultimo, e quindi ecco che secondo me bisogna essere bravi, e in questo loro stanno dimostrando sicuramente anche maturità. Bisogna essere bravi a riconoscere i momenti all'interno della stessa partita, vivere bene le eventuali difficoltà e quindi insomma poi ecco, riuscire a trovare il modo, leggere bene la partita in modo poi da trovare quelle contromisure adatte per fartela girare nel tuo verso, insomma. Quando c'è da soffrire bisogna saper soffrire, quando c'è da punire, come in quei casi che abbiamo visto, bisogna essere cinici. Alla dimensione, come dire, di maturità qualitativa di cui abbiamo parlato si aggiunge quella atletica, e qui non possiamo non parlarne che con colui che cura l'aspetto fisico e atletico di una squadra che sta dimostrando da 2 mesi, 3 mesi quasi, di avere sempre nei momenti decisivi di un incontro la forza per spaccare anche fisicamente un incontro. Francesco, anche qui complimenti, perché quei numeri sono anche merito tuo e di questa dinamicità che appunto anche col Brescia si è vista. Per arrivare a questo sì, credo abbiano dovuto sudare parecchio. Sì, noi abbiamo incominciato la preparazione il 3 di agosto. Abbiamo fatto quasi 15 giorni di doppie sedute, non certamente in condizioni climatiche ideali, perché c'erano tantissimi gradi, per cui il lavoro e il carico viene raddoppiato. Grossi segreti non è che ce ne siano per quel che riguarda la preparazione atletica. Il segreto forse è quello che questi ragazzi fanno tutte le esercitazioni che gli vengono proposte col massimo impegno, la massima professionalità e la massima intensità, e questo dopo chiaramente si rispecchia anche in campo, non lasciano niente al caso, ecco. C'era qualche timore, ricordiamo anche ai telespettatori che il Mantova settimana scorsa ha riposato, quindi 2 settimane di sosta forzata dal campo, dagli impegni ufficiali. C'era qualche timore? Qui l'avete spazzato via subito, però prima della partita? Sicuramente col mister ci confrontiamo ogni giorno, per cui in base anche alle risposte che ci danno i ragazzi possiamo modulare i carichi. I ragazzi venivano da un periodo intenso, lungo, e avevano bisogno un po' di ricaricare, sia mentalmente sia fisicamente. Per cui nella settimana in cui abbiamo riposato, abbiamo alleggerito i carichi e abbiamo proprio staccato anche fisicamente, mentre invece nella settimana che è venuta abbiamo ripreso con il solito lavoro, chiaramente non esagerando nei carichi, perché al mister serviva una squadra brillante e frizzante da un punto di vista fisico, che adesso tra l'altro andrà incontro a un tour de force, perché a differenza di tutti gli altri campionati giovanili che vi raccontiamo, la Berretti è l'unico campionato, l'unico torneo che non si fermerà se non per pochissimo tempo durante la pausa natalizia, quindi avremo veramente una Berretti che gioco forza nell'inverno più freddo dovrà cimentarsi anche con degli scontri importanti. Rieccoci di nuovo in studio per parlare di Mantova, della Berretti del Mantova, che è la nostra ospite in questa puntata. Berretti che, come detto, sta dominando il suo girone, lo sta dominando con uno staff tecnico completamente rinnovato in estate, nonostante come dire, la Berretti come squadra abbia molti ragazzi che già l'anno scorso erano in organico. Lo staff è stato azzerato, c'è Elia Pavesi che è anche responsabile tecnico dell'intero, insieme a Ciccio Graziani, dell'intero
settore giovanile, quindi anche per la nuova squadra tecnica, lo staff tecnico, è una bella soddisfazione. Partire da zero a fine luglio non è stato facile, credo. No. Assolutamente. Anche a largo discorso, anche come intero settore giovanile, perché rappresenta appunto qui l'intero livello. No, non è stato per nulla facile. Devo essere sincero che quando noi siamo subentrati chiaramente abbiamo preso in mano delle cose che erano già state organizzate, già state preparate anche da Stefano Cortesi, quindi sicuramente c'è anche la sua mano in quello che in questo momento è l'organizzazione. È ovvio che abbiamo cercato di metterci qualche idea nostra, insomma qualche nostro accorgimento, perché pensavamo che fosse possibile con forze nuove cercare di migliorare questa cosa qua. Come esperienza la prima a Mantova, come dire, nel confronto con i ragazzi, fin qui, al di là dei risultati, in questo momento la domanda, trascuriamo i risultati, cosa ti ha dato questa esperienza, questi mesi di importante comunque tuffo nel mondo giovanile? Per il momento soddisfazioni. Tante soddisfazioni sicuramente. Ma al di là di quello, che insomma comunque sappiamo bene che nonostante la Berretti sia una categoria nel quale comunque l'aspetto del risultato è già abbastanza importante a mio avviso, però è chiaro che non è l'obiettivo primario, insomma. Quindi noi non dobbiamo perdere di vista quello che è in realtà il nostro obiettivo. È chiaro che se devo tirare delle somme sul lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi non posso che avere un giudizio positivo, insomma, su quello che stiamo facendo come gruppo proprio. Francesco, anche per te, prima esperienza alla Berretti del Mantova, un consiglio chiedo a te invece, per chi si approccia, noi parliamo di calcio giovanile a tutti, cioè dai più piccoli ai 18enni, 17enni che ho alle mie spalle, per chi si approccia al calcio giovanile, quale deve essere appunto il primo passo verso quello che è un gioco il più bello del mondo, ma anche un divertimento che poi diventa anche agonismo? Beh, sicuramente ci deve essere prima di tutto la passione per il calcio, e la passione va abbinata anche la conoscenza di quello che bisogna fare per le determinate fasce d'età, perché non è giusto che i carichi che vengono fatti a una juniores o una Berretti vengano fatti a livello di esordienti. Per gradi deve essere fatto. Per gradi, e soprattutto preparandoselo prima, senza mai improvvisare niente sul campo. Programmazione alla base di tutto. Programmazione, conoscenze, aggiornamento, e in base a quello lì dopo i ragazzi capiscono se è una cosa improvvisata o se è una cosa preparata, perché i ragazzi lo sentono subito e lo vedono subito se è una cosa fatta tanto per farlo o se c'è dietro un lavoro ben preciso. Una mente ovviamente deve essere sempre dietro al braccio, all'esecutore. Il direttore sportivo Pasquale Sensibile, dopo il primo tempo di Mantova-Brescia, ha subito fatto i complimenti al mister Elia Pavesi e ha detto, insomma, a microfoni spenti, che la sua impressione è subito stata quella di avere di fronte una squadra in mano completamente al mister e allo staff, quindi è veramente l'impressione che anche abbiamo avuto noi da bordo campo, una squadra che, non dico giochi a memoria, ma veramente impressiona per quella capacità di punire l'avversario, che è maturità. A livello di obiettivi, Mantova è primo, la fase finale è un obiettivo alla portata, quindi questo lo diamo per scontato ovviamente, però quali sono le squadre che fin qua sul Tirol, ricordiamo è secondo, ti hanno fatto più impressione a livello di organico e di squadra? Sicuramente l'Albino Leffe è la prima che citerei. Noi abbiamo avuto la bravura di vincere in casa nostra per 3-0, una partita però nella quale loro hanno dimostrato tutto il loro valore, sia sotto il profilo fisico che sotto il profilo tecnico e del gioco, insomma, quindi sicuramente è una delle squadre, secondo me, quella in questo momento migliore. Non abbiamo ancora incontrato il Südtirol, che incontreremo tra poco, non abbiamo ancora incontrato la Reggiana perché l'avevamo incontrata in un amichevole che assolutamente è da dimenticare perché abbiamo vinto largamente, quindi non sicuramente la prossima in casa sarà qualche insidia enorme per noi. Abbiamo incontrato il Vicenza, che a mio avviso è una squadra che ha della qualità e infatti le ultime 3-4 partite ha raccolto molti punti e sta risalendo molto. Poi conosco bene l'allenatore, che è stato anche mio allenatore, quindi so che alla lunga usciranno. Quindi c'è un bel gruppo, insomma, c'è un bel gruppo, non bisogna limitarsi magari alla seconda, anzi neanche alla terza, per
guardare insomma, quelli che devono essere gli avversari principali di questa stagione. Chiudiamo, prima di salutare la Berretti del Mantova, con una storia, ogni tanto ve le regaliamo. Arriva dal post terremoto a Moglia, finalmente le giovanili di Moglia e anche del rugby a Moglia possono tornare a giocare in un campo chiuso. Vediamo il servizio. Il palazzetto dello sport di Moglia torna alla normalità. Un anno e mezzo esatto dopo le scosse di terremoto che lo lesionarono, l'impianto ritorna a disposizione della cittadinanza. 265.000 euro di intervento complessivo con 2 fasi di lavoro distinte. Il miglioramento sismico in primis, poi la ristrutturazione intera della copertura e l'installazione del nuovo parquet. La struttura, che dal 20 al 28 maggio 2012 accolse 150 sfollati e che dal 29 maggio fu messa in ginocchio e resa inagibile, avrà una seconda vita e ospiterà il volley femminile di Serie C, il mini rugby dei Caimani e la scuola calcio del Moglia, oltre a calcio a 5 e basket amatori, e sarà a disposizione delle scuole. Dunque, dalla buona notizia di Moglia al saluto al Mantova Berretti, non prima di aver lasciato il giusto tributo a tutti coloro che sono intanto qui, perché vedete che è una bella famiglia allargata, vedete che bella macchia alle mie spalle, ma anche a chi fa vivere appunto il Mantova, la Berretti del Mantova in questa stagione. Lascio la parola al mister Elia Pavesi. Beh, ovviamente insomma, credo che il merito più grande vada a questi ragazzi qua che stanno facendo qualcosa di bellissimo. Sono un gruppo splendido, un gruppo che si allena bene, sempre con passione, e stanno bene insieme, e questo sicuramente aiuta. Si vede anche in campo, posso dirlo? Sì, sì, si vede, certo. Si vede. E poi io ci tengo personalmente a ringraziare le persone che con me quotidianamente lavorano insieme a questi ragazzi qua, e sono persone senza le quali non sarebbe assolutamente possibile proporre un tipo di lavoro così coordinato come quello che stiamo cercando di portare avanti e che sta dando dei frutti. Quindi sicuramente vanno menzionate delle persone come Graziano Spezia, che è il preparatore dei portieri da anni, insomma, al Mantova, per cui lo ringraziamo. Facciamo un applauso. Il prof che ha già parlato, perfetto, che quindi sicuramente anche lui. Adamo Chilesi, che è il nostro accompagnatore, che è lì di dietro, che è un'altra persona, un'altra figura che per questi ragazzi è importantissima, e Danilo Spreafico, che è il nostro team manager, che anche è con lui noi, new entry, da tutti i giorni con noi sul campo, a preoccuparsi di qualsiasi cosa per far lavorare bene questi ragazzi. Quindi senza questa struttura allargata, questa squadra unita dentro e fuori al campo, non ci sarebbero i risultati che vi abbiamo raccontato. Io faccio un applauso a tutti, cumulativo, e faccio il mio migliore in bocca al lupo affinché questi risultati possano proseguire lungo tutta la stagione e oltre. Calciomania Giovani, vi ho raccontato anche la storia del Mantova Berretti, torna settimana prossima per un'altra storia, ore 21:50 su Telemantova. Arrivederci.